vediamo se è così e poi è intanto un immenso piacere vincere in casa, dove ci capita anche di allenarci, quindi diciamo di onorare il sudore della settimana e anche il lavoro di tutti i nostri compagni di squadra, collaboratori che hanno organizzato questa bellissima manifestazione, e anche il nostro allenatore che era qui a vederci, a supportarci, Aldo Zanetti, e in generale è sempre bello vincere con il tifo della famiglia, degli amici che sono venuti a vederci e hanno avuto la possibilità, visto che era vicino a casa. Anche io sono molto felice di questa mia vittoria in gara. Ringrazio anche il mio allenatore Aldo Zanetti, i miei compagni di squadra che erano lì a supportarmi durante la mia gara e alcune mie amiche che mi sono venute a vedere. Il nostro caro nonno non è potuto venirci a vedere oggi in questa giornata e non può sapere della nostra vittoria, però sicuramente l'avrebbe reso estremamente orgoglioso. Era proprio il nostro fan numero uno, il nostro più grande sostenitore. Il primo sembra voler sapere come andavano le gare e a voler vedere le medaglie di persona. Sicuramente per lui oggi sarebbe stata una giornata da festeggiare con un bicchiere di vino. Guardando le gare di mia sorella Giulia mi sono appassionata. Il nuoto mi aveva un po' annoiato e ho voluto provare qualcosa di nuovo, provando anche ad andare in bici e a correre. Vai così Samuele, vai così! è facile dire. Leggera progressione. D'Ariva e adesso 10 minuti. Chiamato Vitalino per grande parte della gara. Vedovato, adesso bellissima questa gara. Sono molto contenta di essere venuta qui questa mattina a correre, insomma la prima gara della stagione, quindi è sempre bello aprire una gara insomma in questo modo, con una vittoria anche con così tanta gente, perché penso sia l'anno che ho visto più gente qui e niente, sono super contenta. 4 giri di questo percorso, la salita, anche se non è una salita magari come quelle che si può trovare in un percorso di montagna, farla 4 volte consecutive insomma si sente sulle gambe, il quarto giro è tosto. Questa è la stagione del cross, quindi l'obiettivo è sicuramente i campionati italiani che sono a marzo appunto, e poi mi dedico alla montagna anche quest'anno. Per lui non Tommaso Gerardini, terzo posto